anzi vediamo il pallone che arriva a Bellì e mezzo, Lentini, gol! Il gol dell'Alcamo con una bella azione di prima e ripartono i locali. Bravo a capire tutto Caruso, sempre lo stesso Caruso, entra in area, voleva servire forse Gaspari Ivone, ma è troppo lontano il tiro di Lentini, il gol bellissimo di Kevin Lentini, stupendo gol al volo, cercare di l'altro Cusimano, Corso, il tiro di Corso, il gol di Corso, quindi accorcia la squadra di casa, bel gol di Corso, ancora squadra locale, vediamo a Corso, su di lui Chifari, pallone in mezzo, diamo, capitano Monaco per poco, ma incredibile cosa ha visto il direttore di gara, ha dato il calcio di rigore sulla sfera proprio Corso che si appresta a battere, la battuta è gol centrale, pareggio per il Renzo Piccolo Terrasini, gol di Corso, ancora nervosismo inutile, dobbiamo dire, non riusciamo a capire, sembra l'espulsione ci sembra un'espulsione di Marchese, credo. Ancora Riccobono, allora a cercare Dumbia, lo stop di Dumbia, poi viene fermato fallosamente, dice il direttore di gara, forse c'è l'ammonizione, vediamo, rosso addirittura, il rosso quindi per Lo Piccolo, siamo al 13° minuto di recupero, pallone lungo per Lentini, arriva Giuseppe Cottone, vediamo, ancora Giuseppe Cottone, pallone in mezzo, e Lentini, il gol di Lentini, Kevin Lentini, 3-2, incredibile, Salvatore Favazza di Terrasini, Lentini, la deviazione finisce qui.